Oggi è la giornata del ricordo e della memoria e il Comune dedica questa giornata alla nostra concittadina Lucia Crifasi, che in quell'attentato ha perso la vita. È un momento storico per questa comunità e per questo voglio ringraziare Poste Italiane proprio per il pensiero e il lavoro che stanno facendo con i piccoli comuni. L'annullo ha lo scopo innanzitutto di poter ricordare momenti particolarmente sensibili e quello del ricordo delle Torri Gemelle lo è in memoria di tutte le vittime del terrorismo e di tutte le vittime del terrorismo internazionale, che non è solo ISIS, ma ce ne sono tantissimi canali che portano distruzione e morte. Noi oggi vogliamo ricordare questo, in ultimo quello che sta succedendo in Afghanistan e con quanto comporta. Però tornando al momento di oggi, voglio dire ai miei concittadini che questo è un momento importante, perché questo mettere su carta, ecco, il volto significa rappresentare la storia e le radici. La famiglia Crifasi era molto legata a Montevago, venivano ogni estate. Ho sentito i fratelli, il fratello e la sorella, che ringraziano per questo momento e sono fortemente dispiaciuti di non poter essere presenti, ma è come se lo fossero ed è come se loro con noi stessero ricordando Lucia. Inoltre la famiglia, qui ci sono cugini, c'è una zia, quindi, ma tutta la comunità, c'è una piazza dedicata a Lucia Crifasi e questo deve essere uno dei momenti in cui la comunità montevaghese si stringe attorno al dolore, attorno alla sofferenza, ma soprattutto attorno al ricordo. La cosa bella, verrà spedito agli archivi della filatelia di Poste Italiane Centrali, quindi resta nell'archivio storico la storia di questa nostra concittadina ai posteri. Questo è il momento, diciamo, più bello, il massimo omaggio che come comunità, che come amministrazione, che come comunità religiosa potevamo fare a distanza di 20 anni da quel momento. Questo annullo filatelico di oggi rientra in un progetto di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni con inferiore a 5.000 abitanti. Ad ogni comune Poste Italiane sta dedicando tutta una serie di servizi ad essi dedicati per favorire lo sviluppo e la promozione del territorio. In questo contesto è inserito pure il servizio filatelico temporaneo, cioè a dire Poste Italiane omaggia questo annullo filatelico dedicato ad un evento particolare di ogni singolo comune. Nel caso di Montevago oggi è stata scelta questa data storica, che è il 20° anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle, in cui è venuta a cadere una cittadina di Montevago. Questo annullo filatelico viene utilizzato oggi nel corso di questa manifestazione, dopodiché rimane a disposizione per 120 giorni allo sportello filatelico di Agrigento Centro. Dopo 120 giorni il piastrino viene ritirato e spedito al Museo Storico delle Telecomunicazioni di Roma, quindi anche Montevago entrerà a far parte del Museo Storico delle Telecomunicazioni di Roma.